Anche ieri, domenica 22 marzo, la quarta di Quaresima, l'arcivescovo di Agrigento, cardinale Francesco Montenegro, come la precedente domenica, ha celebrato la Santa Messa senza il popolo nella Basilica Cattedrale di Agrigento al fine di favorire la partecipazione spirituale dei fedeli costretti a casa a causa dell'emergenza sanitaria in corso. La messa è stata trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook dell'Arcidiocesi e su Radio Diocesana Concordia. Nell'omelia, commentando la liturgia della parola, l'arcivescovo ha esordito dicendo: anche oggi con la sua parola Dio ci dà molta consolazione e forza, e ha invitato ad accoglierla come la sua carezza per incoraggiarci nella situazione che stiamo vivendo. Spero, ha proseguito il cardinale, che davvero la sua parola trovi spazio nelle nostre giornate trascorse tra le mura di casa. Ha invitato quanti dalle loro case lo seguivano in streaming a tirare fuori dai cassetti la Bibbia. Mettetela bene in vista, ha esortato, in un luogo dignitoso e centrale della casa. Leggetela ogni giorno. Il farlo è vivere in compagnia e in comunione con Dio. Anche oggi con la sua parola Dio ci dà molta consolazione e forza. Accogliamola come la sua carezza per incoraggiarci nella situazione che stiamo vivendo. E spero che davvero la sua parola trovi spazio nelle nostre giornate trascorse fra le mura di casa. Ve lo ripeto ancora una volta, la Bibbia che avete a casa, tiratela fuori dal cassetto, mettetela in vista in un luogo dignitoso e centrale della casa. Leggetelo ogni giorno. Il farlo è vivere in compagnia e in comunione con Dio. Considerate il posto dove collocate il Vangelo come il tabernacolo della famiglia, la vostra piccola chiesa domestica. E tornando alla lettura, ci accorgiamo come il tema dominante di oggi è quello della luce. Dio è la sorgente della luce. Lui è luce e ha mandato tra noi il suo Figlio, che è la luce della vita. E quando lo accogliamo, diventiamo a nostra volta luce. Dove c'è luce c'è vita, c'è armonia, c'è bellezza. Il suo contrario, il buio, fa pensare alla morte, all'oscurità, ci blocca nei movimenti. Dio si presenta da subito come luce. Nella creazione la luce è la sua prima creatura. Il salmista lo definisce come lampada per i propri passi o addirittura come luce alla propria lampada. E quando Dio deve affidare un messaggio che dà speranza, usa l'immagine della luce. Isaia dice: alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. Penso che in momenti come quelli che stiamo vivendo ci faccia bene meditare un po' sulla luce. Siamo tutti preoccupati e impauriti per quello che sta avvenendo. Nuvole grigie ci sovrastano. Sono tante le domande che ci facciamo sul presente e sul futuro. Mai come ora abbiamo bisogno della luce di Dio, di un Padre che si mette accanto, ci prende per mano e con la luce della sua lampada ci conduce là dove i nostri occhi non riescono a vedere. Abbiamo pregato: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il salmista paragona Dio a un pastore che non fa mancare al suo gregge ciò che gli serve. Anzi, se ci si dovesse imbattere in una valle oscura, non bisogna temere, perché il pastore resta con le sue pecore, le guida e le protegge. Facciamo in modo che la luce della fede illumini questa difficile situazione che stiamo vivendo. Ci attende ora un'altra lunga settimana da passare a casa. Preghiamo gli uni per gli altri. Ricordiamo le persone che stanno soffrendo. Sosteniamo con la preghiera i medici, gli operatori sanitari, i cappellani,
le forze dell'ordine, l'esercito, che stanno dando una grande testimonianza di dedizione e di sacrificio. E chiediamo che il Signore ci liberi presto da questo male. La Vergine Santissima, salute degli infermi, ci corregga sempre, ci sorregga sempre nel nostro cammino e ci doni tanta forza in questo grave momento.